Euroregione News. Soluzione per l'immigrazione clandestina. Con un gazebo e un palco da 1 metro quadrato, a Rivignano Teor la Lega Nord ha organizzato un incontro con la cittadinanza per parlare di uno dei problemi che maggiormente attanaglia l'Europa, l'Italia e la regione Friuli Venezia Giulia. Ospite d'eccezione il veronese, che ora vive a Trieste, Massimiliano Fedriga, iscritto alla Lega Nord dal 1995 e dall'8 luglio 2014 è stato nominato per la prima volta capogruppo del partito alla Camera dei Deputati. Ma qual è il motivo che ti ha portato nel Medio Friuli? Stiamo facendo questa battaglia che stiamo facendo contro la regione, contro il governo, che stanno facendo invadere i nostri territori da un'immigrazione clandestina incontrollata che costa miliardi di euro ai popoli di questo paese e che sta mettendo a rischio sicurezza e salute dei nostri cittadini. Tramite i nostri confini stanno passando centinaia di immigrati clandestini e il governo, invece di andare a pattugliare i confini, sposta forze dell'ordine verso altri territori. Pensiamo che questo sia indegno, perché vuol dire in questo modo non solo permettere a chiunque di entrare, ma favorire l'ingresso di questa immigrazione clandestina. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.